Nel nostro mestiere, progettare un ponte è una promessa. Non sono solo strutture di pietra, acciaio, cemento, ma passaggi che uniscono, che trasformano i confini in incontri. Lungo l'Isonzo, ogni ponte racconta una storia. Generazioni di ingegneri, artigiani e comunità hanno immaginato e realizzato collegamenti che resistono al tempo, alle guerre, alle piene. Ponti medievali di legno, archi imponenti in pietra, passerelle sospese, viadotti moderni. Un ponte è calcolo, tecnica, equilibrio di forze, ma è anche fiducia. Fiducia che attraverserà il tempo e che due sponde divise possano diventare una sola. Oggi questi ponti sono strade di pace, luoghi di dialogo e di futuro condiviso fra Italia e Slovenia. Non sono solo opere ingegneristiche, sono memoria e visione, eredità e promessa, perché costruire ponti significa costruire il domani. Di tutto ciò che l'uomo costruisce nella vita, ai miei occhi nulla è più prezioso dei ponti. Sono più importanti delle case, più sacri dei santuari e non servono mai a scopi oscuri o malvagi.